Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. È morto il boss Matteo Messina Denaro, catturato lo scorso 16 gennaio dopo 30 anni di latitanza. Si è spento all'ospedale dell'Aquila all'età di 61 anni dopo aver trascorso un breve periodo di detenzione nel carcere di massima sicurezza della stessa città. Ancora un episodio di violenza domestica a Catania, al termine infatti di una lite con la moglie scaturita per futili motivi. Un uomo ha aggredito brutalmente con un bastone due dei suoi figli, di cui uno minorenne. Per questo è finito in carcere. I membri di Fratelli d'Italia reagiscono al pestaggio selvaggio avvenuto a Vittoria nei confronti di un ventenne. Il motivo scatenante che avrebbe portato alla violenza inaudita sarebbe stato uno sguardo di troppo alla fidanzata dell'aggressore. È stato effettuato un controllo in un chiosco del quartiere San Cristoforo dove sono stati scoperti 50 litri di sciroppi privi di tracciabilità. Inoltre, 41 soggetti sono stati identificati per violazioni al codice della strada. Ultimo saluto al comandante della Capitaneria di Porto di Messina, Giacomo Cirillo, deceduto giorno 17 settembre scorso nella città di La Spezia. L'uomo sarebbe stato stroncato da un malore alla guida che non gli avrebbe lasciato scampo. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questa sera alle 19:30.